Scritto, sul piano esistenziale io sono un contestatore globale. La mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica. Che mondo sogna? Per un certo tempo, da ragazzo, ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingendici non si può più credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Mi pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa ha da proporre in No, cambio? perché se mi dice non credo più ai partiti mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Ho un certo, sì, tendo più verso una forma anarchica che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì, ma non è che non creda ai partiti, ecco. Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il Partito Comunista contemporaneamente e non si pone come un precursore della contestazione? Sì, questo è vero, è oggettivamente vero, insomma. La borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la vera rivoluzione della borghesia. La civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo altra alternativa, perché anche nel mondo sovietico in realtà la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di aver fatto la rivoluzione, di vivere, eccetera, eccetera, ma quello di essere un consumista, insomma. Se la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo. La politica e il capitalismo, 1971. Va ora in onda Lingue e dialetti. Ascoltate Giovanni Polli e la sua trasmissione Lingue e dialetti da 20 anni, antagonista allo sradicamento culturale e alla glottofobia.
E bene o male che Stefano non mi ha aperto il microfono mentre andava questa canzone, perché avrei ammazzato il buon Davide Van der Sfros. Buonasera, no, perché stavo cantando, ma io ovviamente non so cantare. Questa è Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della glottofobia. Al microfono Giovanni Polli, Juan Polli, Calechi, Calparla insieme a Viauti. Allora, perché abbiamo iniziato con così tanta allegria, dopo peraltro aver saltato un turno? Perché avevo promesso che avremmo celebrato, ci saremmo autocelebrati, avremmo celebrato il compleanno di questa trasmissione, che nacque ufficialmente, ancorché come spin-off di un'altra trasmissione dell'allora Radio Padania Libera, il 4 luglio 1997, tenuta a battesimo dalla indimenticabile e compianta collega Silvia Sanzini e da Carlo Corti, con il quale peraltro poi avrei condotto non so quante puntate, non me lo ricordo neanche più. Di quell'epoca lì ho parecchie cassette, ve lo dico, perché qui siamo in una fase di rivisitazione degli archivi. Io non ho scheletri nel mio armadio, ma nastri, carte, libri e un sacco di cose che magari nelle prossime 4 vite, se avrò tempo, riuscirò a riordinare e lasciare per chi poi verrà per la quinta vita in poi, non lo so. Fatto sta che comunque facciamo questo piccolo ritorno alle origini, ritorno ab ovo, come dicevano i latini. Ritorno, e naturalmente non poteva che essere accompagnato questo ritorno da un brano che furoreggiava all'epoca, perché furoreggia ancora oggi, e non era tanto Davide Van der Sfros, ma erano i Des Fros, che tra l'altro bellissima cosa, si sono riuniti, si sono ritrovati insieme e portano in giro non soltanto lo sconfinato repertorio di Davide Van der Sfros, ma il repertorio anche dei Des Fros, che era sicuramente imperniato intorno all'unico CD più un paio di cassette, di audiocassette autoprodotte prima. Il CD si chiamava Manicomi, si chiama ancora Manicomi sia in CD sia in vinile, pensate un po'. Sono ritornati i Des Fros, sono ritornati anche in vinile, edizione rimasterizzata, dalla quale noi abbiamo ascoltato la canzone che dava il titolo a tutto, Des Fros, Nuik Vem Des Fros. Como, perché? Perché no, il lago di Como, quel ramo del lago di Como, adesso io non vi cito tutto il Manzoni a memoria, anche perché non lo conosco onestamente, però da quel di Como non posso che evocare una presenza che c'è da sempre. Amiche e amici, rullo di tamburi, fanfare e tricche ballacche putipù, abbiamo la nostra grandissima Emilia da Como. Ciao Emilia. Ciao, senti che accoglienza, senti che voce che ho, come al solito sono in crisi. Senti, Van der Sfros, io infatti volevo parlare l'altra volta perché avevamo iniziato il coso con la storia del Lac d'Ort e del Lac de Com. Mamma mia, ti ricordi? Nei miei armadi tutte quelle manifestazioni che avete fatto, insomma. Emilia, posso dire che mi sto commuovendo, perché qui ci sono le sincronicità a raffica. Io proprio senza nemmeno cercarle, la settimana scorsa ho ritrovato il mio fascicolo con dentro tutta ma incredibile, non lo cercavo, mi è saltato addosso. Significa che proprio le sincronicità stanno funzionando. C'era dentro proprio la locandina e i testi dal Lac d'Ort al Lac de Com. Io ce li ho qua. È incredibile. Infatti allora ti disimiga tutti i roba che volevi dire lì. No, li lascio dire a te. Le cose lì che ormai avrai letto, che c'era stata il venerdì dal Lac d'Ort al Lac de Com, la domenica le ninna nanne per i bambini. Sì. E poi c'era quell'altro in inglese che io non so neanche leggere. E in principio c'era anche a venerdì il Giuseppe Guin. Sai che mi sfugge? Quello non c'entrava col vostro dialetto. Ah, ecco, no, infatti. Ma io una volta che sono andata a leggere le poesie, sì? Era presente a presentare il suo libro. E io dovrei avere un suo libro e abbiamo fatto la serata assieme. Diciamo. Ma questo alla Feltrinelli, perché ricordo che era... No, quello non alla Feltrinelli. Okay. Invece alla Feltrinelli io ho proprio la cassetta che tu mi avevi detto e ci sono, però no, pensa un po' quello che hai letto tu, cioè quando sono venuta io con la mia presenza. Sì.
Allora, ti dirò che... ricordiamolo perché è stata una cosa simpatica e c'era questo festival, tra l'altro direzione artistica di Davide Van der Sfros. Io avevo collaborato con il gemellaggio internazionale tra la Lombardia e la Provenza, avevo portato il gruppo provenzale dei Crusapielo e avevo portato i treni in corsa in Provenza. C'era stata questa sorta di scambio. Io non ho il treno in corsa, ma ho delle due canzoni in dialetto, il Capitan l'inverno e il Capitan Gerundo. Ecco, questi erano le ho su incise sulla mia cassetta, che ti terrò perché a trasmetterle vedo che non restano bene, te le terrò e vedessi come sono belle, eccetera. Gianluca Gennari, grandissimo amico, che tra l'altro è tornato adesso con la nuova produzione musicale. Gianluca Gennari mi aveva fatto l'enorme regalo di venire col suo gruppo, doveva essere solo lui, poi la sorpresa è stata doppia, perché oltre a essere lui ha portato anche i suoi musicisti che avevano sono venuta anch'io. E avevano accompagnato chi vi sta parlando, che si era inventato lettore scenico, perché io non sono un attore, però avevo letto io in omegnese. Tu hai letto molto bene, solo che grazie. L'altra volta mi hai detto, ma Piasaria sapere come te leggeria sì. Come si dice, l'ognanese? L'omegnese. Io ho tentato di leggere un tuo cos'era, quello della è complicata la poesiola, no? Sì. E allora ti faccio sentire un pezzettino di come ha finito la presentazione sulla leggenda del lago. Vai. Come lo leggo io. Vai, sei unica, Emilia, mi hai fatto un regalo bellissimo. Dunque io dico, se trovo le parole così riesco anche a seguire bene, diciamo, l'argomento. Sì. Però ci sono delle parole molto diverse da quelle di Com, no? Certo. E mettendo in un basel e invece l'euscalino addirittura, e lo stesso qui mi sono trovata un po', e poi non so come li pronunciate. Solo un pezzetto, avevo preso il finale, guarda. Vai. Non ridete, non fatemi... No, dai, Emilia, chi si può permettere di ridere di te? No, ma io mi permetto perché ridevo da sola. Vabbè, allora un po' di allegria non fa male, però leggi. La palude le sparia, il se pose là, e sora la bala, la grande del soccà, con il suo fuoco, la netta l'acqua e la facciara è pulita. Poi si torna in cielo per rispigliarsi. Le contento perché in quel lago non un pesce piscià e grosso a sua volta i sei Emilia, mi stai commuovendo, te lo giuro. E l'acqua la lusis. Le nasul lag domenica col dì dei miracoli al tempo fa l'era sul sisi d'està. Le allora che per fare ricordi di col dì la gente in la notte più si corta la pizza sulla costa della montagna al fuoco al tanci falò. Al tacci al falò. Emilia, mi è commosso. Ma tanci vuol dire tutti. Di tanti, al fuoco a tanci falò. Emilia, ma mi hai fatto un regalo immenso. Tu che leggi ho cercato di leggerti cos'era un bel sonetto che l'hai letto tu senz'altro, ma figurati, sono già molto più, diciamo, più intelligente, più complicato, io non ce l'ho fatto perché perdevo proprio neanche la frase. Questo qui l'ho letto tutto per fare, ma che roba. Va bene, però ti dirò un'altra cosa. Sì. Che io sono andata a guardare il mio diario del 28 ottobre dell'11. Sì, ecco, perché diciamolo, noi abbiamo parlato del 1997, ma tutta questa cosa qua veniva nel 2011, quindi 10 anni fa. Ecco, sì, giusto? Infatti con tutti i miei diari che ho sono andata a pescarne uno del 28-11 e ho detto, nel pomeriggio Marino mi ha accompagnato a Como alla libreria Feltrinelli per un pomeriggio di poesie lette e recitate da Giovanni Polli e accompagnato da un tris di musica. Bravissimi, da Orta all'Art de Com. È stato molto interessante e lieto di aver rincontrato, perché ti avevo già visto una volta, Giovanni, il conduttore di Lingue e Dialetti.
lingue e dialetti, ormai che conosco ormai da scusa, ma non ci vedo più. No, Emilia, tranquilla, si capisce tranquillamente. Non vai. è che una volta non sapevo leggere proprio, guarda, adesso faccio schifetto. Che ormai da 13 anni, da quando è iniziata la trasmissione, è stato molto cordiale anche con me e lieta di aver partecipato. Tu hai rotto la gamba? Madonna, che ricordi, che ricordi! Lui aveva il bastone. Stavi miei impei perché avevi sciutato, no, l'avevi mia sciutata ancora perché l'avrei rotta dopo la caviglia, molti anni dopo. Mi ero stortato brutalmente una caviglia e non stavo in piedi, è vero, verissimo. Chi ti recitava con il bastone, Sì. tu fa la fotografia e galunca mo. Ma dai, ma non ci posso credere. Sì, Ma... vieni a trovare anche da fuori tanti No, venni a trovare da buon ecco, perché... però guarda che finale, tutto ben, ma come sempre, tra parentesi, la mia poltrona, senza la mia poltrona, un bel mal di schiena. Sì, è vero, perché le poltroncine erano le seggioline piuttosto scomode forse per chi... Comunque vedi che sei sul mio diario del 911. Guarda, io sono veramente allibito e ringraziarti è poco perché mi hai fatto un regalo immenso, ma più che a me l'hai fatto a questa trasmissione perché non è tanto la mia festa ma è la festa nostra, anche tua. Adesso Emilia però il regalo te lo faccio io, aspetta un attimo perché anch'io ho l'armoire come ho detto prima, no? Anch'io ho meno male. Sì, però il problema è che non si capisce niente Come si dice Non si l'armadio in... No, l'armari. Armari, sì, però siamo lì. Ma io sempre di armoire, però di la verità, dopo mi sono accorta che non è più le più forse milanese l'armoire. È comunque è simile al francese perché comunque quello che però sì, in milanese non lo so, io mi so a Saghi Madumà che si chiama l'armari della Camera da Lecce. Però assomiglia molto. Sì, dai, siamo lì. Adesso aspetta un attimo Emilia perché c'è una sorpresa, vediamo un po' che cosa ho trovato nel mio armoire. Buongiorno, io sono Fontana, telefono da Como. Abbiamo sentito la vostra trasmissione già dall'altra volta dove si diceva che questi ultimi, cioè che i dialetti sono poco usati, specialmente diciamo tra i giovani, soprattutto nelle grandi città. Io volevo dire che qui a Como si è fatto molto invece ancora per il dialetto e si sta facendo, perché innanzitutto abbiamo la famiglia comarca, che è un luogo di ritrovo e cultura generale, ma soprattutto sul dialetto. Ecco. Ci sono diversi collaboratori che insegnano anche nelle scuole elementari e medie, mi pare anche. Abbiamo avuto un grande studioso per il dialetto che ha codificato diciamo, il nostro dialetto. Infatti noi abbiamo un sistema tutto particolare, tutto comasco, ecco. Ed è stato di grafia, quindi diciamo, no? Sì, proprio per la grafia. Infatti abbiamo imparato a leggere e a scrivere attraverso questa grafia che ha fatto Piero Collina. Il signor Collina ha stabilito il modo proprio più appropriato per scrivere e leggere in dialetto. Tanti di noi hanno imparato e lui purtroppo non c'è più. Dunque ha fatto anche, tra le tante cose che ha fatto quest'ora, una traduzione dei Promessi Sposi, che viene regolarmente letta in diversi luoghi anche nella nostra vicina Svizzera. Mi sembra splendida un'operazione. È splendida, guardi, è un volume che vale la pena di essere letto, certo. Tutto in versi. Poi c'è un altro collaboratore nostro che ha fatto, Orazio Sala, addirittura 2 volumi del Vangelo, sempre in versi. E anche questi... Signora, spieghiamo magari se sono disponibili questi volumi. Dunque guardi, i Promessi Sposi penso di sì. Il Vangelo purtroppo deve essere esaurito, quindi non so se potessero fare le fotocopie eventualmente, perché mi sembra siano stati esauriti. Dove si possono reperire? E qui a Como, nei negozi di Como, i Promessi Sposi dovrebbero esserci senz'altro, oppure attraverso la famiglia comasca penso che si possono ottenere. Ecco, direi che la sua è una testimonianza di quello che un'associazione culturale di base può fare per la tutela della propria lingua e della propria parlata. Poi abbiamo anche un dizionario. E quello è importantissimo perché... Un dizionario che era già stato fatto dal signor Locatelli, no? Però era dall'italiano al comasco. Cercando le parole tante volte non è facile per uno che non conosce bene il dialetto. Adesso stanno già da diversi anni, perché è un lavoro molto impegnativo, stanno facendo un nuovo dizionario dal dialetto all'italiano. E questo verrà pronto non so quando di preciso.
Ecco, e proprio attraverso questo genere di operazioni, che anche per rispondere a Crola, si può appunto anche poi in sede di istituzioni linguistiche comunitarie far valere una certa codificazione, quindi far valere il peso di una letteratura, il peso di una codificazione che possa appunto fare anche arrivare alla definizione di lingua. Che noi abbiamo anche un calendario sempre fatto dalla famiglia comasca, con tutti i santi, i proverbi, tutti in comasco. Quindi nelle varie case di Como ci sono appesi calendari comaschi, con lei troverà San Giuliano, San Giovanin, una cosa così. Io personalmente, modestamente, ho anche tradotto in versi il compagno Don Camillo di Guareschi e Don Camillo Sogregge, ed è stato, guardi, apprezzato anche dai figli di Guareschi che hanno voluto le copie però io non ho fatto il libro perché non ho potuto farlo, ho dato gli scritti, ed è stato trasmesso alla radio. Noi avevamo una radio comasca che adesso non c'è più, la Radio Nova, e per 3 anni consecutivi abbiamo letto ogni settimana un capitolo del mio Camillo, quindi ho tutte le cassette registrate. Sarebbe interessante questo poterlo fare anche nella nostra radio. Signora, io la invito a partire da subito, perché noi a settembre abbiamo intenzione di partire con un programma di questo genere, dove sarà possibile da parte di tutte le associazioni culturali, da parte di tutti i singoli ascoltatori, far pervenire materiale registrato, ovviamente nel proprio dialetto, nella propria lingua, e ci saranno delle fasce orarie serali dove questo materiale verrà trasmesso, proprio perché abbiamo già in programma una trasmissione di questo genere. Il mio numero ce l'hanno. Sì, l'abbiamo già detto. Quando le può interessare, per esempio il mio Don Camillo, le mie cassette, io sono disponibile a farvele avere. Benissimo. Questo. Un'altra emittente comasca adesso c'è, che già una mezz'ora alla settimana, tutte le settimane, si trasmette una piccola trasmissione in dialetto dove si parla un po' di tutto, perché non solo parliamo diciamo in dialetto, ma si parla delle vecchie usanze, dei mestieri, ci sono tanti poeti dialettali. Io ho anche di quello ho una ricca collezione di poesie in dialetto, dette da veri poeti ma anche da gente come me, così alla buona, che fa tutte le poesie eccetera. Benissimo. Quindi, ecco signora, io la ringrazio, e soprattutto questa sua ultima considerazione può essere lo spunto anche per un ulteriore passo in là in questo viaggio alle radici del nostro vabbè, io mi taglio da solo di quando ero 24 anni più giovane. Emilia, grazie, che l'ho appena risentita anch'io con la cassetta lì. Ecco, però e allora ti dico, dunque, il vocabolario è arrivato pochissimi anni fa. Sì. È stato in aria per tanti anni prima di averlo compreso, però io non ho più seguito la famiglia comasca, di la verità, perché non ho più fatto niente, insomma. Cioè io non ho mai fatto niente per la famiglia comasca, non mi hanno mai chiesto niente, non ho mai fatto niente. Era il signor Sala che mi portava in giro o il signor Sala o quell'altro, il Molteni, che mi leggevano il mio Don Camillo quando andavo. Infatti i miei libri del Don Camillo, tutti e 3 i libri, soprattutto il compagno Don Camillo, che io non mi ricordo se te ne avevo dato qualcuno. Guarda, sai che sto riordinando proprio adesso anche il materiale che mi hai dato, perché come ho detto sono in fase di riorganizzazione. No, porto via un po' tempo, ti sto dicendo che alle cassette dei Promessi Sposi ci saranno senz'altro ancora. Certo. Io ne ho lì una che volevo darti, se non te l'ho già data. Allora io quando verrò su da te, perché verrò su a trovarti a Como, assolutamente sì, guarderò prima, proprio perché lo sto riorganizzando adesso, una parte minima del mio archivio, ma sto cercando di capirci qualche cosa e non è facile, però proprio le cose che mi hai dato tu le ho trovate e le sto analizzando, e per cui saprò quello che mi hai dato e saprò esattamente dirti questa ce l'ho, questa non ce l'ho, questa ce l'ho, questa non ce l'ho. E poi ti do tutte le cassette registrate, ma non da me, direttamente dalla radio, che sono belle chiare, con il Molteni che le legge e le interpreta, perché lui le interpreta. Io le leggerei un po' così come leggo un libro, capisci? Invece lui le interpretava. Io le ho già messe via tutte per te e te le do, e guarda che sono le uniche, perché non mi resta più niente di quelle, cioè non ho le copie perché ho continuato a regalare prima. Emilia, io lo dico sempre, guarda, probabilmente non so se lo farò io o qualcuno o qualche associazione alla quale sicuramente devolverò il mio archivio quando sarà il momento di farlo, però è sicuro una cosa, che date a me quel materiale lì non si perdono,
Ecco, magari si rimangono un po' fermi, ma perdersi invece mai. vedi, quelle scritte a macchina, quelle le lascio ai miei nipoti, Certo. perché quelle almeno nella loro biblioteca, anche se non mi aveva di legge, perlomeno le terranno, ma le cassette certo. so già che non le sentono più di sicuro. Il guaio è che chi non è più attrezzato per ascoltare i nastri, invece attrezzato deve avere qualcosa come 10-12 piastre a cassette, per cui penso di poter ascoltare ancora in qualche modo. Ma sai che io ne sto ascoltando una al giorno. Dico una al giorno perché ormai una cassetta un'ora minimo, sì. Ne avevo tante da 90, quindi erano anche di un'ora più. e mezza. Ecco, e tutte sul dire, ma anche quando avevo fatto la radio, l'altra radio, diciamo, la di dialetto, ne avevo fatto tantissimo, cioè non era una volta alla settimana. E prima di tutti c'era un tutta gente che parlava in dialetto, perché sia il conduttore, la conduttrice, il sala, e venivano tutti i più bravi, diciamo, la famosa poetessa, come si chiama, che non mi vanno via tutte le parole, erano tutta gente istruita, io ero il marocchino della famiglia, ma però dopo ho visto che sono stata accettata perché ho fatto tante cose anche se non erano le perfette, tra poesie, stornelli, una roba e l'altra, e poi ti do anche delle cassette che ho fatto con Orazio Sala, che quando era da solo mi diceva ti vai in giù perché sono succhire per me, almeno mi ha detto una mano, e allora sono che quelle, ecco. Adesso non è che voglio fare la saputella, ne voglio dire vabbè, che ma adesso... hai una certa esperienza, possiamo dirlo, che hai qualche annetto di esperienza. E anche la cicciarada, perché si arriva una timida che parlava quasi minga, ho cominciato giù la prima volta con la lirica, e poi ti finiva la lirica e mi ha invitato subito ad andare giù la signora della lirica, siamo diventate amiche, adesso poi non c'è più neanche lei. Poi ho sentito il dialetto, poi ho sentito qui, ho sentito là. Vedi che io ho sempre detto che siamo colleghi radiofonici e cavolo, accidenti, anzi tu sei una collega più anziana di me, posso dirlo, vero? Non è un'offesa. Per cui... diciamolo. Ascolta. Me lo dicono così, forse perdonano tutte le mie stupidate che dico sai cosa è davvero? La memoria ce l'ho perché mi ricordo tutto, ma faccio delle gran confusioni. Guarda, però una cosa io non ti perdono mai, e quando tu dici vi faccio perdere tempo, questa frase qui non te la perdonerò mai. No, perdonano perché mi viene fuori così. Ho capito, però te la perdoni mia. Che è un po' mia, allora vado avanti, ma se no a un certo punto... poi dunque io ho scritto anche... Allora, fermati un secondo, fermati perché ti diamo l'appuntamento fra pochi secondi dopo l'interruzione canonica delle ore 20. Oggi certo che è un po' tu la trasmissione, continueremo a chiacchierare con Emilia Fontana, linea alla regia per in questo momento. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E torniamo in diretta. Mamma mia, io stavo sentendomi beatamente in cuffia il promo di Movie Time, bellissima trasmissione tra l'altro, e mi sembrava anche a me di essere dentro in un film. Adesso invece ritorniamo con i piedi per terra, ritorniamo in diretta. Un ringraziamento a Stefano perché sta curando la parte tecnica, quindi grazie naturalmente per tutto il suo lavoro alla console. Siamo a Lingue e Dialetti, Giovanni Polli al microfono, mentre all'altro microfono, dall'altra parte del filo, abbiamo Emilia Fontana, che si riprende immediatamente la linea perché ha tante cose da raccontare. No, da raccontare, stavo dicendo che ho scritto anche I Fantozzi,
un libro non scritto, un momento, non scritto, tradotto, volevo dire, sì. Tradotto sempre in dialetto, un del Fantozzi, che l'hanno detto in tanti, il Pinocchio. Certo. Però ce l'ho qui scritto, però, dato che l'ho fatto a mano, forse non avevo ancora la macchina, non mi ricordo, l'ho fatto tutto in stampatello, così almeno si può leggere. Però niente è stato pubblicato, ecco, delle mie cose. Quindi sono tutti manoscritti inediti, ma tu lo sai che qui è un problema poi di cioè di digitarli, proprio nel senso di scriverli al computer, perché oggi c'è la possibilità, tramite la nota casa internazionale di vendita per online, c'è la possibilità addirittura di fare gli editori di se stessi e praticamente non costa niente e ci si guadagna pure. Questo lo so perché conosco gente che ha pubblicato e anch'io stesso pubblicherò in questa maniera, no? Sì, ma sai, soltanto che adesso ormai alla mia età non posso neanche più uscire di casa, non mi muovo più quasi neanche in casa, figurati. Il problema è che qualcuno, lo so, qualcuno dovrebbe... Però io col computer le mie amiche qualche cosa mi hanno fatto, certo. Per esempio mi ha regalato un Natale, un album ha fatto la mia amica, tutto fatte col computer, aveva scelto le poesie mie più belle, cioè quelle piaciute di più, con tanto di figure, con le figure mi ha messo e le parti della natura, i mestieri e tutta quella roba lì, insomma, ecco così. Poi a ogni banchetto che facevo, forse quello che ho già detto, facevo i menù in dialetto e sì. li mettevo lì. Alla festa di mio fratello, per esempio, ho compiuto anche adesso, facciamo domenica, ma credo che non so se potrò andare, fa la festicciola, ma anche lui 92 anni non sta bene come me, e allora facevo gli auguri così, ma sempre con le mie rime, perché le mie non sono poesie, sono rime, le poesie sono tutt'altro, ecco. Guarda, è tutto molto relativo, sai, perché c'è poesia anche in qualche cosa di semplice però fatto col cuore, per cui ecco, è tutto relativo. Io facevo tanto, magari sui fatti avvenuti o sulle cose, no? La festa del papà, la festa di chi si manda a Milano e poi qualcuna, ecco, io ho detto, ne avrò fatte oltre 100 per dire, però leggendole dopo, adesso, soprattutto adesso, quelle che posso considerarle perlomeno poesie, sono pochissime, ecco, diciamo. Se vuoi come i bellezze de Comle, una filastrocca. Leggi, è tutto tuo il microfono. Vai Emilia ecco. Fontana. Tanto e oggi poi stiamo... lasciamo parlare anche qualcun altro che canti ti Vediamo. Tanto oggi ci stiamo celebrando, per cui va benissimo. Tu come hai visto c'eri da subito. Tu c'eri da subito. Senti, ma dato che ci sono dentro delle parole, per esempio l'hangar, qui a Como, tu lo sai cos'è l'hangar? No. È dove partono gli aerei sul lago di Como. Va bene. Ecco, poi quando si dice certi nomi, uno è il teatro, il Valduce, poi i battelli che hanno tutti i nomi di battelli di una volta, sì. Il Fieta, questo lo dico perché sono dentro nella poesia, il Fieta era il miglior i dolci di Como, gli alburei, la cazzola sono i nomi delle mangiare di Como, no? Vabbè, partissi, che si le dia anche quelli. Com e so bellezza, giro tu, Com è una città del mondo, Cuzzolag la fa sognare chi che viene in sta città, anche su per il Baradel devi dire proprio bel, in alta funicolare, la riva che l'hangar, Villa Olmo, Portatur, Villa Gen, Piazza Caur, sulla in cima Mondrumpin, la città di San Donin, Valduce, Sant'Ana, Percias e la Dugana, San Giuliano, Sant'Agustin, San Roch e San Martin, Santa Bondi, San Vidà, Crocifis e San Donà, via Dante, via Vitani, via Dies, via Panilani, Borgovic, via Cingiurnà, Piazza Volta, Brunà, quel del Meul e i Barchet, la Gesa e la Cosa e il Brulet, la diga ben fissata per fare la passeggiata, Plinio Giovine quel vecchio, Piviun tanti su i tecci, sui pallacchi non sbattei, dentro l'acqua e alburei, Gemul Frangi e il Fietta, il Gutarte e il Barchetta, la Cazzola e il Pandemei, la Busecca e i Turtei, tanta roba, tanta gente che stanno sempre in lamento. Urcolina, la Rana, il Tassella, la Besana, Tivan e brava gente, tutta gente, che a Com, Bufal, contento, San Fedele, Piazza del Dom, sì, questo è il nostro Com. Se arrivai in cima in fondo, giro tu.
Dai, una bella filastrocca, poi Ho messo dentro tutte le cose, però vedi, a non sapere dopo, gli alborei sapete che sono i pesci, sì, no? arborelle in lingua italiana, giusto? Arborelle, perfetto. Sì. Poi come si chiama? La busecca e quella, la trippa. Sì, la busecca, questa ce l'abbiamo anche noi, Sono busecca. quelli che faccio sempre a San Giuseppe per tutti, quando avevamo la trattoria li facevo per tutti i miei clienti. Il Plinius, il famoso Plinio Giovane e il Vecchio, si sa che cos'è, poi il Broletto che è uno dei monumenti di Como, e Sant'Abun di Vidal, il crocifisso in chiesa, Valduce Sant'Anna sono ospedale, Ciasse, Chiasso e la dogana. Sì. Quindi abbiamo, insomma, per noi è tutta, naturalmente tutte cose fatte quegli anni là che era roba per i comaschi, ecco, adesso a dirle per tutta Italia diranno quella là, la Dainumar. Ecco. No, d'altra parte, guarda, io lo dico sempre perché Emilia Fontana, bisognerebbe, lo dico sempre anche delle persone che stimo e che fanno secondo me un lavoro straordinario, andrebbe clonata e clonata in tante Emilia Fontana e messe in tante città, in tanti paesi, no? Laddove ci sia una tradizione, una lingua, una capacità anche di riconoscersi in tutto questo territorio, da nord a sud, da est a ovest, tante Emilia Fontana che producano tanto materiale, scrivano tanto, si impegnino, parlino alla radio. Ecco, questo è quello che ci vorrebbe, per cui è chiaro che noi parliamo di Emilia Fontana da Como, primo perché è una grandissima amica ed è una redattrice di questa trasmissione sin dal numero 1, però è anche vero che non è soltanto per celebrare Emilia, zitta, perché adesso parlo io. Scusami se ecco, scusa se ti faccio perdere tempo, anche ti dico anche questa, vediamo. È venuta talmente poca, vedi, sento tante di quella musica, dopo ti dico che ho sentito ieri sera. Ecco, no, poi me lo dici. Piccola parentesi, così parlo ancora di te un attimo. Sì, come era già successo le ultime volte, inizi sempre con una voce un po' cupa e poi arriviamo dopo i 20 minuti di trasmissione che sei l'Emilia Fontana di 50 anni fa. Sì, perché sono sempre zitta tutto il giorno e non ho quasi la voce, dopo mi metto a parlare. Ecco, allora qui dovremmo fare una sorta di non stop H24 con Emilia Fontana, chiaramente non da Radio RPL, ma con una web radio a te dedicata che continui a parlare, e sarebbe una cosa bellissima anche poterti ascoltare sempre, no? Figurati. Vabbè, dai, sogniamo, dai, una bella favola, è una favola anche questa. E la favola del Pinocchio, io qualche volta ti leggo, non tutto il Pinocchio naturalmente, ma avevo già scelto il finale, che tanti quando si parla di Pinocchio vedono sempre il Geppetto che sta facendo il Pinocchio col legno, la gamba che tira, e allora ho detto leggerò qualche volta il finale, come va a finire il Pinocchio. Assolutamente, ma quando io ti verrò a trovare porterò un registratore digitale o anche il computer stesso, qualunque sistema atto a registrarti, e tu mi leggerai proprio da lì, quindi sarà una qualità magnifica anche dal punto di vista proprio tecnico dell'audio, per cui lo faremo assolutamente sì, questa è una promessa, un impegno pubblico. Io per tutto questo compleanno che stiamo facendo qui alla nostra trasmissione, che in realtà è comunque così non è tanto un ricordare, anche se abbiamo voluto iniziare con Davide Van der Sros, ma è anche un ribadire certi concetti che effettivamente passati 24 anni, perché sono 24 anni il 4 di luglio, ma non sono cambiati, perché il discorso è sempre quello, non c'è niente da fare. Se uno vuole metterci l'anima per prendere quello che ha nel proprio territorio, qualunque sia, e fare in modo che non muoia, fa esattamente quello che hai fatto tu, e nel mio piccolo cerco anch'io di spiegare come farlo, no? Quindi sei tu che spieghi a me e non io a te, d'altra parte, perché io è vero che ho iniziato già dal primo, poi magari se riesco a beccare un frammento, avevo già catechizzato tutti dicendo prendete un registratore, registrate, fate parlare gli anziani e tutto, e questo lo dicevo nel 97, no? Ma ecco, sono cose che mi fanno... Ma vedi, io ho continuato anche adesso, non ho più, mi sono rotti, si rompe tutto in casa mia adesso, che tu cose vecchie come me, e per forza, ma davvero guarda il telefono, il registratore, i tasti della televisione, di tutto. Io con quello piccolino andavo sempre là quando ero da mio fratello e cercavo di registrare. Se tu sapessi, ne ho uno che adesso ci sono tutte le voci dei miei nipotini, 2 che cantano
le canzoni parlo di, dunque adesso sono sì 50-60 anni, quindi anche per loro sono 30, 40, 50, 60 anni. Quello dell'asilo che mangiava i spinaci perché diventava come braccio di ferro e ce li ho lì tutti, li ho messi in una cassetta sola e quelle gliene do una per ciascuno, perché ho detto almeno ci sono ricordi. Pensa, c'è mia mamma e mio papà che parlano chi ne andà a Roma, mi fa vedere la fontana di Trevi, dice mio papà, per cui sulla storia di quando era soldato, ma mandà di chi è di là, e la mai fa la guerra, ma la non c'è mai di stessa, insomma, no? E c'è quell'altra mia zia che sono andata a trovarla, che lei era in casa di anziane, e c'era qualcuno che cantava e suonava il pianoforte, e la cantava anche lei, mica lei che la cantava. Cioè, ricordi di tutti i miei familiari, guarda, di tutti. Ma ci sarà un motivo? motivo? Elio, quello che è morto, che cantava bene anche oltre che attore, è lui che mi ha indirizzato sulle leggere, che io leggevo i libri rosa soltanto quando avevo 14-15 anni, poi un giorno a dire, ma su cosa da leggere più stupidate, nel senso che lui leggeva già i libri un po' più importanti, insomma. Però sai che l'immagine di Emilia ragazzina che legge i libri rosa è qualcosa di estremamente poetico? Sai che te lo posso dire? Mi posso permettere, vero? Infatti li ho letti, però dopo ho smesso. Lui mi ha fatto leggere Il filo del rasoio. Non so se tu l'hai letto il libro. No, detta così è anche un po' inquietante, devo dire, ma no. No, ma non c'è niente di inquietante. È bellissimo, era uscito in quei periodi lì e lui me l'ha dato. Io da quando ho letto quel libro lì non sono più stata capace di leggere i libri leggeri, tipo Delie e quelle robe lì. Certo. E ho cominciato ad andare al Carducci forse l'ho già detto per l'altra volta, prendevo tutti i libri importanti, anche se non venivo a casa con Socrate e Platone, capivi una pagina sì e una no, ma dopo perlomeno so che quando parla l'altra gente posso seguire quello che dicono, ecco, perlomeno. Allora, di Emilia musicista lo sapevamo, perché comunque è diplomata di pianoforte. Suonavo bene, adesso non faccio più neanche quello, non mi vanno le mani, non mi va più niente. Emilia, il cervello ti va molto bene, la lingua anche, per cui guarda, cosa vogliamo di più? Sai che nei tuoi, quanti anni hai? 60, giusto? Dico bene, più o meno? Sì, tacchiamo nella, che stile dialette, tacchiamo nella. Taccuma su, anche qua ci hanno. Ecco, tu dici taccuma. Taccuma su, attacchiamo. Sì, perché noi piemontesi, anche se molto lombardi, comunque diciamo taccuma, fuma, numa, non è che usiamo nem, fem, eccetera. Ecco lì quando c'è scritto, che io ho letto Föck, come è scritto? Föck. Dite Föck però. Sì, ecco, allora la scrittura, come ti dicevo, non è quella del Collina perché è quella piemontese. Infatti. Per cui dove trovi il segno O devi leggere U. Per cui ecco. sura, tu leggi cioè si sarebbe scritto il segno che in italiano è O, però in realtà devi leggere sura. Infatti io ho visto leggendolo chissà cosa. No, vabbè, ho capito, ma un conto è conoscere il codice linguistico, se non lo conosci mica è colpa tua, Cioè, anzi hai già fatto veramente uno sforzo incredibile a leggere quello che hai letto, perché ti giuro mi hai commosso. Meglio, ma dopo tra la vista e il leggere mi sono impaperata. Lasciamo telefonare qualcuno, non per parlare di me, né per parlare della nostra lingua. Emilia, tu stai ferma, se qualcuno vuole telefonare, sono gli ultimi minuti, tra l'altro 02 66 20 35 29, le linee sono aperte, lo spazio l'ho voluto condividere, fare una sorta di co-conduzione con Emilia oggi, perché l'avevo promesso e ho fatto tutto io. Allora, guarda, io potevo anche non venire, lasciavo parlare tu. Sai che dovremmo fare la prova? Qualche volta che io non ci sono, fai tu, la conduci tu, dici signore e signori, questa è io sono Emilia Fontana e stasera condurrò Lingue e Dialetti. L'ho fatta ho trovato anche la cassetta che ho fatto ci hai dato tu l'incarico, sì, con il Armando. Con il bergamasco, l'abbiamo fatta io e il bergamasco assieme. Vero. Tu e il bergamasco assieme, ma era qualche anno fa, perché io ricordo un'altra di averla fatta con... Una volta che non potevi venire tu hai incaricato il bergamasco e l'abbiamo fatta assieme. Incredibile, questa guarda, l'avevo quasi rimossa, ricordavo una volta che ho chiesto ad Armando Semplice di prendere il mio posto. Penso di averla messa lì per dartela, così la senti cosa abbiamo combinato, perché lui era stato molto bravo. No, ricordo molto bene quando era stato
nato esattamente nell'ottobre del 2011 e ricordo anche il perché c'era una questione di lutto che mi riguardava, per cui è stato mamma mia. lo so, però è stato un momento che io ho sentito veramente molto bello, perché Bergamasco e tu avete fatto una trasmissione bellissima. No, poi Bergamasco, lui c'ha un sacco di roba, figurati. Tu invece no, tu invece hai poca roba, 4-5 foglietti, no? Ce li ho tutti fra conoscenti, così non sono celebre come Bergamasco. Emilia, tu hai solo un difetto, quello che per gli britannici si chiama understatement, cioè ti tieni sempre molto col profilo basso. Parlami in inglese, no? Ho capito. Allora, tatve trup rasotera, No, sai, il mio vanto è di avere tutte le lettere di Carlotta Guareschi. E adesso del figlio. Sì, ci mancherebbe, ma perché le hai? Ma perché le hai? Per caso le hai per caso perché le hai trovate abbandonate su una panchina o perché tu hai fatto un lavoro che è piaciuto alla famiglia Guareschi? No, fammi piaciuto, capire. Loro ce li hanno nella loro biblioteca. E allora? E gli ho dato tutte le cassette, hanno voluto le cassette. E allora, cosa mi dici? Ho cominciato a scrivermi e le letterine, ma una più bella dell'altra. E adesso che non c'è lei, le letterine proprio no, ma i bigliettini ogni volta quando c'è cosa, e poi ci telefoniamo ancora, facciamo le belle chiacchierate. Guarda, stai dando una notizia bellissima, perché questo rapporto continua e Emilia Fontana continua comunque a essere sul pezzo, come si dice in gergo da qualche anno a questa parte, quindi non sei fuori dal giro, anzi sei perfettamente nel giro, appunto che sei qua a fare questa trasmissione insieme a me. Io sono veramente orgoglioso e sono veramente onorato di averti. Sono onorata io che ti ricordi sempre. Comunque ti avevo telefonato perché avevo bisogno di dirti anche delle cose lì per le cassette, una roba e l'altra. Quando hai un momento tu libero, perché io non so il tuo lavoro com'è, che quando mangio, quando dormi. Non lo so neanch'io, guarda. Telefonate andate a vuoto perché il mio telefono, da quando l'ho cambiato, mi fa di quegli scherzi che non ti dico. Dopo ho visto fuori, telefonata al pole, non sono riuscita ad andare a pescare e non so più fare neanche i messaggi, figurati come sono. Allora facciamo una brava. cosa, quando ti vengo a trovare vediamo di capire anche come funziona il tuo telefono nuovo, dai, facciamo così, te lo prometto anche questa cosa qua. Bene, allora ti fermi un bel po' perché io ti avrei invitato a mangiare i canederli, ma adesso non riesco più a fare neanche quelli. Guarda, non ti preoccupare, starò lì una settimana se vuoi, che possiamo anche fare insieme. Sto scherzando, naturalmente. Quello lo so perché proprio in dell'Emilia ti deve fermarsi una settimana. No, vabbè, ma ti sistemo la casa, ti faccio le pulizie. Guarda, io di solito non sporco, pulisco. Penso che sono stata qui senza la donna a farmi pulizie perché non facevo entrare più nessuno. È un mese, è un anno che non esco dalla porta. Ho visto mio fratello a Natale sulle scale perché lui non ce la faceva più a venire su fino al secondo piano e gli ho detto fatti portare in macchina. Era 3 mesi che non lo vedevo. Fatti portare in macchina, scendo io. Ci siamo incontrati al primo piano senza né toccarci né. Anche ci siamo cosa visti qua. 5 minuti, pensa un po'. Sì. E adesso ci sentiamo qualche volta al telefono, ma lui le mica vede chi che sta lì finta sui tanti rom, no? E mi dice sempre tutto bene, invece poi mica più siete ma forse anche. E poi è là con la moglie che ha problemi, lo sappiamo, che questo naturalmente purtroppo non sono cose neanche da dire in televisione. No, sappiamo che ha problemi di età, si può dire, no? Io esco soltanto per andare dal medico, accompagnata e col bastone e a brazzetta, come scendo dalla macchina. E questa è la mia condizione. Poi dopo, quando parli, mi dicono tutti, sei lì bella in gamba, sai come ti cicciare. Se devi cicciare da un'ora, sei lì che cicciarati insieme a me, Scusa, ma è mia vera? Sì, no, cicciare anche coi altri, quando cominci cicciare. Chi non mi chiama vado a chiamarli io, ma mi chiamano ancora i giovani della Radio Nova, pensa un po'. Ma che bella questa cosa qui, Radio Nova che non esiste più da quanti anni? Nel 90, è chiuso nel 92, 93, cosa che è? Miseria, mi pare. 30 anni fa allora la E sala i giovani che erano giù in redazione eccetera, loro si hanno fatto in tempo le 2 ragazze che erano 2 ragazze, sono 2 signore coi figli, sposata, sono venuti a mangiare i canelli da me. Ma che cosa bella, guarda, esiste ancora sostanzialmente Radio Nova in voi che c'eravate, quindi... Sì, ho dei diversi che ho telefonato, ci telefoniamo ancora adesso, purtroppo i 3 più importanti perché erano quelli che mi hanno appunto letto le mie cose così, purtroppo sono morti, sia il Sala che il Colore. E telefonavo alle mogli perché eravamo sempre in contatto e adesso anche le mogli sono sparite, sono tutti sulla
quest'età, insomma. C'è uno scambio, hanno cambiato mondo, no? Perché tra l'altro uno dei testi che io ho letto quella sera lì famosa era il famoso testo con il discorso del capo indiano Lakota Seattle, che finiva esattamente così, no? Perché a un certo punto lui faceva tutto un discorso quando si diceva che quando i vostri morti e tutto quanto ci saranno, e poi dice, a un certo punto dice mort godich agemia la mort Geduma ni scambiat mund. La morte non esiste, c'è soltanto uno scambio di mondi, per cui bisogna ragionare in questi termini, e lui, la saggezza ovviamente dei nativi è esattamente quella che io personalmente ho abbracciato, perché se si parla di uno scambio di mondi, soprattutto quando si è fatto tanto in vita, e tu sicuramente hai fatto tantissimo in vita e hai lasciato tanto in questo mondo, per cui assolutamente agemia la morte, Emilia, soprattutto anche perché poi se ne parla fra 20 anni di rinnovare l'affitto e tutto quanto, quindi ma sai, adesso non è tanto il mio pensiero la morte, che appunto parliamo proprio no. L'idea adesso, quando non camminerò più in casa mia, ecco lì comincia la tragedia. Sì, però guarda, facciamo una cosa, se mai arriverà questo momento, pensiamoci allora, è inutile pensarci adesso cammina. Ma è una parola, arriva a 90 anni, poi vedrai se non ci pensi. Ma io a 90 anni non ci arrivo neanche una mia fotografia arriva a 90 anni, per cui soprattutto lucida come te, quindi lasciamo per già, se io sono rimbambito alla mia età, figuriamoci se arrivo. No, figurati, rimbambito tu. C'ho qui ancora il libretto in mano, quello là famoso, ma quante belle poesie, cos'era? Poesie. La terra canta. La terra la canta, esatto. Paesaggio, la terra canta. Paesaggio, dai, lascia, voglio proprio dire. Ma le sai tu a memoria? Bisciona antica della preistoria, Marguzzöl al dorm, senza memoria. Schinone arcà, testa su terra, e poi non me la ricordo più. Comunque era questo, il paesaggio del Mottarone, per chi conosce il lago d'Orta, è esattamente questa riva del lago che sembra quasi la sagoma della schiena di un biscione, sembra quasi un antico drago, un antico dinosauro molto grande che mette la sua coda squamata dentro nel lago. E sai, sono delle cose che ho dentro queste, e il fatto che tu mi abbia dato il là, poi attacco io e non finisco più. Era meglio che attaccavamo mezz'ora prima, così ne leggevi qualcuna di più. No, è che mi metto a fare le letture che sono mie neanche sì, è vero. Avevo letto quella che stavo tentando di leggerla meglio, ma invece dopo visto che era complicato ho smesso. Il sonetto era sonetto era intitolato. Ma era andata da questa gabbia, l'anima preziosa per me. Leggimela un po'. No, ma non in italiano. Leggimela in italiano, dai, perché voglio ricordarmi. Vai. Andata da questa gabbia l'anima preziosa, per me sfiora non vista, del lago le sponde, cose sue, pensieri, occhi, sorrisi e voci, al richiamo continuo più non rispondono. Era bellissimo. No, fermati qua. Io ho capito perfettamente cosa stai leggendo. Liriche del Nivud dal Cavagnat, uno dei miei grandissimi. Anche sulla cassetta c'è anche quello. Esatto. Solo che si capisce che quel giorno lì che sono venuta non avevo il registratore. Io ce l'ho questa registrazione. Questa registrazione, non chiedermi dove, perché è dentro nell'archivio che dicevo prima, per cui prima di trovarla ci vorrà. Emilia, purtroppo invece il buon Stefano, che è bravissimo, dice che è ora di finire. È proprio ora da finire, proprio anche per me. Anche quelli trincan luci, trincan di chi, trincan di là. Anche quella. Esatto, in taltrani quando assuma dvessa puffia non friguma, ma in tigioca sbandonuma, me la ricordo più. Era testo medievale di Carmina Burana. Quando siamo nella taverna ci dimentichiamo di essere della polvere, cioè essere mortali, ma ci lasciamo andare nei giochi e alle bevute sfrenate. Insomma, sostanzialmente il concetto era questo. Poi bevono tutti, come si faceva nella taverna e si fa tuttora, perché insomma bisogna tenersi su, Emilia, bisogna tenersi su. Ma io mi tengo fin troppo su, non lo sai. Ieri sera, ho sentito Pollini al pianoforte suonare Beethoven. Cosa vuoi di più? Sai che Pollini io l'ho visto al Carducci. Maurizio
Maurizio Pollini, quindi grandissimo. avrò avuto 20 anni. L'ho visto anch'io. Quindi lui senz'altro ne ha più di 80-90. Avessi sentito che pianista. Me lo ricordo bene, Maurizio Pollini. E come sì, se me lo ricordo. Ieri sera ha fatto tutto Beethoven, ho sentito tutto. Io tutte le opere, tutti i concerti sono miei. Io saluto tutti e a loro posso chiedere almeno scusa di averci c'era troppo. No, non puoi, non ti faccio più trasmettere in radio se me lo dici un'altra volta. Emilia, no, non l'ho detto a te, l'ho chiesto a tutti gli altri che avranno di mamma mia. Un abbraccione fortissimo e naturalmente ancora 30-40 di questi compleanni, poi se ne riparla, si rinnovano ancora le cose dopo. Mi raccomando, Emilia. Bene, ci sentiamo che senza i compleanni. Io ti ringrazio che mi hai chiamato e attento ai temporali che stanno in ballo anche qui e i disastri che stanno succedendo. Lo so, i disastri li odio, ma i temporali quando non fanno disastro li amo. Per cui... a me piacevano, anzi stavo lì a guardarli, ma adesso qui a casa mia quando c'è il temporale c'è da aver paura. Quando c'è il vento che butta. Sì. Ancora un abbraccio Emilia, grazie Emilia Fontana da Como. Ciao, un abbraccio. Ciao. Anche a Juan Polli le arriva Fun, sì, perché sono le 20:26 perché ci ascolti in diretta, quindi che dire, Arvezza Allegra da Juan Polli, noi ci sentiamo per l'ultima trasmissione prima della pausa estiva, esattamente fra una settimana. Allegar! Avete ascoltato Lingue e